Sammy, c'è spazio e innovazione, chi meglio di te come simbolo testimonial? Ci si prova, ma sono più bravi loro. Loro sono veramente content creator. Tu invece? Io dovrò farmi insegnare a fare i content perché appunto sono ricercatore ma mi fermo là. Però dalla ricerca si parte anche per poi, tu fai la ricerca, loro la comunicano, perché anche un po' il problema della ricerca è questo, no? Che deve essere comunicata. Sì, no, ma infatti sono ricercatore e anche divulgatore scientifico. In questo caso i social sono importantissimi per fare divulgazione. L'abbiamo visto anche in pandemia quando insomma, c'era bisogno di una sana divulgazione scientifica, ma non c'era la cultura della divulgazione scientifica tra la società e dunque come recepire, come capire quale fosse divulgazione fatta bene, quale invece fosse audience e basta. C'è anche lui, ricercatore biologo più famoso d'Italia, Sammy Basso, tra i 49 narratori della seconda edizione di Veneto Creators, promossa dalla Regione Veneto con il contributo anche di 11 enti. Questa volta i produttori di contenuto sono suddivisi per aree tematiche, non solo turismo, ma anche produzione e sostenibilità, arte e cultura, storia, natura e territorio, salute e prevenzione, sport, identità veneta. Sono stati presentati nella sede di H-Farm a Roncade. Insomma, una pianista affermata, content creator, perché? Perché mi piace anche trasmettere attraverso i social il backstage dei miei concerti, ma non solo, anche fare divulgazione. Credo che ci sia molto bisogno di parlare di cultura, di arte, di musica soprattutto, e quindi è quello che cerco di fare attraverso la mia pagina Instagram e anche attraverso ciò che scrivo e che racconto alla mia community. Oggi partiamo con questo progetto, durerà un anno, 49 creators e ovviamente con molta più definizione rispetto ai temi trattati. Saranno 7 temi che vanno dalla cultura, all'arte, il territorio, la sostenibilità, la salute e molto altro ancora, e direi che questo è un progetto che tende sempre giorno dopo giorno a creare questo grande network con i veneti, con i ragazzi veneti. Alessia e Daniele, esperienza biciclando da Leon Travel, dove andare in Veneto, e oggi qui tra i prossimi Veneto Creators. Ebbene sì, siamo felicissimi, quest'anno è davvero meraviglioso e ci sta dando tantissime soddisfazioni. Anche perché saremo su una categoria bellissima, ovvero natura e territorio, quindi quello che più amiamo proprio il nostro Veneto. Ma insomma, biciclando vi ha portato fortuna? Ci ha portato fortuna, ma adesso siamo pronti a scoprire sia in bicicletta ma anche a piedi tutte quante le bellezze del Veneto, perché alla fine siamo pieni.